Allora, eccoci qua per il nostro spazio del Memento. Come ogni settimana, puntuali, torniamo ad occuparci di argomenti di cui abbiamo già parlato. Come si diceva prima della pubblicità, questa sera, Ermanno, parliamo ancora di ambiente, ma parliamo soprattutto di pesticidi e di PFAS, perché Sì. il PFAS, abbiamo parlato molto spesso di inquinamento, si pensa che sia un inquinamento in genere dovuto alle aziende, poi adesso si scopre che c'è un inquinamento anche che deriva dall'utilizzo dei pesticidi che contengono PFAS. Beh, è sempre stato. Ricordiamo il famoso DDT, che è stata la salvezza, perché abbiamo, diciamo, gli americani ci hanno praticamente pulito l'aria ed è scomparsa la malaria in Italia. Arrivavano con gli aerei e dall'alto buttavano il DDT, poi abbiamo visto quanti disastri ha fatto il DDT ed è stato abolito. Adesso succede la stessa cosa, hanno scoperto il PFAS. Viene utilizzato il PFAS per fare qualsiasi cosa, dal lancio dei missili in stratosfera, nello spazio, alle pentole, piuttosto che a colorare i vestiti, piuttosto che a usarli come pesticidi. Cosa vuol dire? Che vengono usati perché ci sono degli animali che sono nocivi alle piante, ma però il problema è qual è il vantaggio di usare questi pesticidi, quanto rimangono poi sul territorio, l'effetto che fanno. Forse è bene pensare che questi pesticidi fanno più danni degli animali che vanno a sacrificare. Questo è il punto. Ma sono stati accettati dall'Europa. Allora ci domandiamo, visto che sono prossime le elezioni, ci domandiamo, ma chi mandiamo in Europa? Sanno quello che fanno, conoscono il problema del PFAS, perché se è vero che in Europa hanno accettato questa forma di pesticido e stiamo dicendo che la Val Padana, grazie al nostro magnifico Marzotto, è inquinata e noi siamo le vittime di questa cosa, e il disinquinamento dell'acqua potabile ha un costo mostruoso per noi e con tutti i rischi annessi e connessi, ci domandiamo se l'Europa, chi gestisce l'Europa, a chi rende conto l'Europa quando prendono queste decisioni che sono totalmente assurde. Ecco, noi abbiamo una nostra normale ospite che ci mette al corrente di quello che sta succedendo. Certo, abbiamo con noi la dottoressa Marina Lecis. Buonasera, dottoressa Lecis, buonasera. Grazie di essere tornata qua nei nostri studi. Ricordiamo, la dottoressa Lecis è una consulente ambientale, fa parte anche dell'ISDE, i medici per l'ambiente, e segue ormai da tempo la questione appunto legata ai PFAS, però appunto questo aspetto è un aspetto che è rimasto trascurato sostanzialmente. Perché... No, non è trascurato. Questo aspetto qui è stato potenziato, si sta creando un mercato, ci sono aziende che guadagneranno miliardi sulla salute nostra, quindi non è solo che l'informazione non c'è, perché se sei disinformato ti bevi anche il PFAS. E sono affari tuoi. Mangerai la mela col PFAS, mangerai il grano col PFAS e quindi inquineremo tutto. A chi giova? Probabilmente alla nuova azienda chimica che troverà un medicamento, e così come è successo col Covid utilizziamo il malessere della gente per far denaro. Prego, dottoressa, come siamo messi noi in questo momento con questi PFAS? Cioè non c'è possibilità di divulgare quello che conosciamo, il rischio di queste sostanze e che cosa producono nell'ambiente. Prego. Sì. Allora, io intanto vi vorrei aggiornare sulla normativa, perché la Comunità Europea, e qui poi c'è l'inghippo perché c'è una grande contraddizione, però intanto parliamo della norma positiva, a tutela dell'ambiente, dei consumatori e anche dei produttori. In sostanza è il nuovo regolamento che è entrato in vigore il 1° gennaio del 2023, che ha sostituito quello pregresso. Regolamento pubblicato in Gazzetta, mi pare il 7 dicembre 2022, e vi leggo il numero 2388 per chi volesse poi leggerselo. Ok.
In sostanza cosa dice? Che in determinati cibi ci devono essere concentrazioni molto basse di 4 PFAS. I primi 2 sono i catena lunga, quelli noti che avrete sentito nominare un sacco di volte, il PFOA e il PFOS, quindi catena lunga, e poi se ne aggiungono altri 2 che sono impronunciabili, quindi, ecco, quindi sono sostanzialmente 4. Ma di questi 4 i PFAS non sono solo 4, la famiglia è grandissima, se ne contano veramente migliaia. Ma perché solamente questi 4? Perché sono quelli che sono stati studiati di più e quelli anche che sono stati utilizzati di più nelle produzioni industriali, alimentari, eccetera. Ed è ovvio che la Comunità Europea sia concentrata, quindi le commissioni prima, su questi 4. Cosa hanno visto in sostanza? Quindi ci sono delle restrizioni nella catena alimentare, delle concentrazioni molto più basse per preservare la salute, perché si è visto che questi causano l'abbassamento del sistema immunitario ed altre patologie. Insomma, ormai gli studi sono avanti, ok? Quindi si è dato grande spazio e attenzione alla salute della popolazione, in questo caso europea, però anche all'ambiente. Pertanto si vedrà in futuro, i prossimi anni, anche l'introduzione di obblighi per l'industria, per i produttori che poi inquinano l'ambiente perché sono sostanze persistenti e che avranno l'obbligo della bonifica, che per il momento siamo appunto in questa fase qua. Però mi sento di dire anche un'altra cosa della Comunità Europea, che da una parte ci difende, quindi difende l'ambiente e la salute dei cittadini europei, ma dall'altra sui FAS all'interno di erbicidi e pesticidi nulla dice e nulla vieta. Quindi da una parte si comporta in un certo modo e dall'altra in questo che vi ho detto, quindi non c'è un equilibrio su questo. Cioè si contraddice. Si contraddice e secondo me gravemente. A danno degli europei. A danno degli europei, a danno delle popolazioni animali e delle popolazioni umane, perché l'ecosistema è fatto di ambiente, animali e umani. Quindi... Certo, ma diciamo che questo PFAS che si praticamente penetra in tutto l'ambiente andrà a inquinare per esempio l'allevamento delle galline, l'allevamento dei maiali, quindi noi non mangeremo il PFAS, non andiamo a prendere direttamente il PFAS, ma abbiamo dei mediatori del PFAS che poi saranno la normale nostra alimentazione. Allora abbiamo visto che certi tipi di PFAS incidono sulla riproduttività umana, si riduce, soprattutto attacca l'uomo. Ecco, queste cose qui. È possibile che l'Europa non conosca queste problematiche, ma soprattutto una cosa, perché l'Europa fa le leggi ma non coinvolge gli europei? Questo che succede anche nelle nazioni, ma naturalmente a livello nazionale c'è sempre un'opposizione che ha una sua funzione, o tale dovrebbe avere, quella di mettere allo scoperto gli errori eventualmente che il governo di turno va a fare. Ma in questo momento noi non abbiamo un controllo dell'Europa. L'Europa è un paese totalmente, diciamo, fuori da qualsiasi controllo degli europei. Prego. Ermanno, non posso che concordare e lo vediamo in questo che ho appena raccontato. Quindi i primi interlocutori dovremmo essere noi, cioè i popoli dell'Europa e i popoli di ogni Stato dell'Europa. Se vogliamo paragonare adesso l'Europa invece agli Stati Uniti, quindi come dire l'Italia è uno Stato degli Stati Uniti, ovviamente vi sono immensi gli Stati. Per farvi capire, negli Stati Uniti sono arrivate multe stratosferiche proprio legate ai PFAS oppure altre sostanze inquinanti prodotte da determinate industrie, peraltro quella proprio farmaceutica e anche che producono diserbanti e fertilizzanti.
Quindi ecco, negli Stati Uniti vige un'attenzione maggiore, quindi vuol dire che la popolazione viene tenuta in maggiore considerazione. Certo. Chiaro, poi anche negli Stati Uniti ci saranno degli stati più illuminati, ovviamente dei governi più illuminati ed altri meno, però abbiamo visto, come anche nel film di Eric Brockovich, che è proprio un film che racconta la verità, abbiamo visto le bastonate che sono arrivate e la popolazione solamente potenzialmente contaminata, senza sviluppare ancora la malattia, è stata pagata. Quindi esiste una tutela a monte, quindi tuteliamo la salute prima, addirittura paghiamo prima che si ammali la popolazione, e questo solamente perché è stata contaminata. Sì, ma diciamo come è andata a finire. Allora i PFAS non si potevano più produrre in America, li hanno prodotti in Sud America e li hanno prodotti in Italia. Bravissimo. Non ci hanno detto guardate che vi avveleneremo. No, allora è nata una fabbrica in provincia di Vicenza che produceva PFAS per ragioni commerciali, per tutto quello che abbiamo detto prima, per l'applicazione del PFAS, ma naturalmente noi siamo una colonia americana. E lo diciamo che si chiama Miteni e che c'è il maxi processo a Vicenza, ci sono anch'io dentro come consulente tecnico per ISDE, Medici per l'Ambiente, e appunto che faccio parte del direttivo. L'avvocato Edoardo Bortolotto, che lo voglio ringraziare perché si è preso veramente una bella patata bollente e che tutela anche gli operai. Non dimentichiamoci mai degli operai che lavorano all'interno e hanno lavorato dentro appunto la Miteni e che hanno anche respirato queste sostanze, quindi non solo bevute ma anche respirate, ecco. E questo è importante da dire. Poi per smaltirle le hanno infilate sottoterra pensando di risolvere il problema, e invece hanno inquinato tutte le falde da cui noi oggi traiamo l'acqua che è potabile, che ci entra in casa e che deve essere filtrata, deve essere purificata proprio per questo. Giusto, Ermanno, mi permetto anche di ricordare che è stata contaminata la falda, la seconda falda più grande d'Europa per estensione di Almisano, ma come qualità dell'acqua la prima in Europa, perché pensate che i gestori delle acque, quest'acqua sgorgava dai pozzi ovviamente anche profondi 100-120 metri, anche di più, dalla roccia, quindi per essere potabilizzata era praticamente pura, non c'era nessun costo. Pensate cosa abbiamo perso. Adesso sono stati abbandonati i pozzi, quindi si parla di disastro ambientale su scala non solo più europea ma mondiale, quindi noi abbiamo perso un tesoro, l'oro blu, per le generazioni future che non potranno più usare questa falda, perché ricordiamoci che l'acqua della falda è quella che poi ci serve per le generazioni future, ma lei non ha voce, non può parlare perché non la riusciamo a vedere come l'acqua dei fiumi che magari si colora, giusto? Rimane sotterranea e finché non viene analizzata noi non sappiamo quanto contaminata è. Ed è molto delicata e bisogna anche, lo dico sempre, portare la politica verso una tutela maggiore delle acque di falda. Questo va detto. Ecco, quindi quello che chiediamo, e spero che la nostra trasmissione sia seguita anche dai politici, di attivarsi perché abbiamo necessità di essere tutelati. Non possiamo essere un gregge di pecore, che è importante tagliarci la lana e sfruttarci finché abbiamo vita e salute. L'abbiamo già visto col Covid, cerchiamo di evitare questa esperienza ulteriore, ma soprattutto una cosa, io ribadisco ormai da molti anni, se c'è una sostanza chimica utile e indispensabile per fare un certo tipo di produzione, quello che dovrebbe essere presentato, e qui ci vuole la legge, che il Parlamento faccia, mi presentate i dati positivi, eventualmente anche i fattori negativi e il trattamento di queste sostanze chimiche, che non posso farle perché mi servono e poi li butto nell'ambiente e poi qualcuno si ricorda, scopre improvvisamente, come succedeva a Marghera con l'amianto, no? Quanti decine di migliaia di operai sono morti di cancro ai polmoni a causa dell'amianto. Questo non viene detto, e ci sono stati dei grandi processi negli anni 80 e negli anni 70 contro questi titolari di azienda o direttori di azienda che, pur sapendo che l'amianto era micidiale, facevano lavorare senza protezione, decine di migliaia di operai senza alcuna protezione, nemmeno la mascherina. E questo è, diciamo, poco
democratico, severo che siamo in democrazia. Quindi tutti dobbiamo essere in condizione, ma soprattutto le fabbriche che producono materiale nuovo, che è importante, un certo tipo di evoluzione, sappiamo a priori qual è l'implicazione ambientale, l'implicazione tossica e l'implicazione, i vantaggi che possono procurare queste sostanze. Prego. Vorrei dire una cosa che ne parlavamo prima con Tullio, prima di entrare in trasmissione, e ci siamo trovati assolutamente d'accordo, che è un ragionamento nuovo, perché non l'abbiamo né letto né visto, lo vogliamo dire Tullio insieme, magari a voce mia, ma abbiamo fatto questo ragionamento e magari voi, che la vostra trasmissione possa essere anche da trampolino di lancio. Qual è questo ragionamento? Che è semplicissimo. Allora, visti i FAS nei diserbanti, ok? E che quindi i trattamenti lo sappiamo che sono veramente, non dico quotidiani, ma insomma ci sono e ci saranno, perché le culture hanno bisogno per andare avanti di questi trattamenti, ma nessuno ha ragionato sulle api. Quindi non abbiamo ancora fatto un monitoraggio per vedere se le api, che per carità sappiamo tutti che la moria delle api è in aumento, causa l'inquinamento, come l'esempio di Montegrotto Terme, che era stata trattata la colza in fioritura. Certo, l'abbiamo raccontato proprio qua, no? Certo, e abbiamo trovato causa-effetto, abbiamo visto che proprio questo insetticida dato in fioritura aveva causato la morte di migliaia e migliaia di api. Però i FAS, che adesso sappiamo che non sono vietati negli insetticidi, negli erbicidi, quindi li potremo trovare e diventeranno anche questi sostanze traccianti. Certo. E visto che senza api il pianeta Terra non vive, quindi nemmeno noi, grazie alle api magari riusciamo, no, a portare avanti meno inquinamento e più attenzione. Sì, ma poi quello che non ci allarma è il fatto che il PFAS non agisce subito, a tempi lunghi. Giusto. Quindi causa e effetto non le associamo mai e di conseguenza ci troviamo sempre al momento in cui nasce, cresce la patologia. Ormai sono anni che l'individuo sta assorbendo il PFAS senza neanche saperlo, compreso il miele delle api. Quindi uno pensa di mangiare miele ma non sa che sta mangiando anche PFAS o sta facendo ma questo vale anche per il vino. Perché se nell'ambiente c'è il PFAS e lo uso come deterrente, è chiaro che rimane sulla corteccia, rimane sulla foglia, rimane sul grappolo d'uva. Perché sono sostanze che si bioaccumulano, sono sostanze persistenti nell'ambiente e si bioaccumulano all'interno di organismi viventi tutti, nessuno escluso. Quindi il pollo che mangerò, quindi il maiale che mangerò, avrà una piccolissima percentuale di PFAS, ma messa assieme e nel tempo si accumula, perché il PFAS non ha un tempo di decadimento. Se fosse rapido il tempo di decadimento, allora tempo a smaltirlo. Si smaltisce e io non sono un interlocutore in questo senso, non trasporto PFAS, e invece divento io a mia volta il trasportatore di PFAS, che è la stessa cosa che è successa col DDT. Il DDT è stato abolito per lo stesso motivo, si accumulava nell'organismo, creava tumori, creava problematiche molto importanti, addirittura hanno scoperto che il DDT arrivava fino al Polo Nord. E poi fu abolito dove? Il DDT, il primo, perché ne avevano prodotti, gli americani avevano prodotto una quantità enorme. Prima l'hanno abolito in Italia e in Europa e poi lo continuava a vendere in Africa e in altri paesi, perché sono i paesi famosi di serie B. Bene, quindi speriamo che le cose vadano per il verso giusto. Noi insistiamo nelle trasmissioni non tanto per fare polemiche, ma perché le persone sappiano quello che sta succedendo e di conseguenza poi abbiano la sensibilità di applicarsi, di attivarsi, perché queste cose vengano in qualche maniera anche politicizzate, perché giustamente l'elettore sa se questo politico lavora per i PFAS o va contro i PFAS. Anche questo è una scelta fondamentale. E questo è molto importante, e mi viene in mente un'altra cosa da dire, che magari diamo per scontato. Il consumatore adesso è molto attento, quindi il consumatore sta facendo delle scelte anche nei PFAS, quindi richiede una certificazione
zero PFAS o quasi, e sta facendo proprio una scelta politica anche qui. Certo. Quindi tante aziende stanno scegliendo e facendo ricerca anche, stanno cercando di eliminare già tutti i PFAS e trovare altre sostanze alternative, ok, che possono dare il prodotto finito con quell'uso e quelle capacità che aveva anche l'altro, ma non con sostanze così tossiche per l'ambiente e per gli esseri umani. Pertanto questa è anche una consapevolezza ed è anche un indirizzo che viene un po' dagli Stati Uniti, che hanno cercato un po' di darci queste indicazioni. Spinta, sì. L'Europa le ha sposate in parte, ma poi abbiamo visto cosa sta facendo di là e quindi, insomma, come dici tu, Ermanno, correttamente, maggiore attenzione ai cittadini Sì. del mondo, dell'Europa, dei paesi della terra. E poi incentiviamo la ricerca, perché sicuramente c'è qualche altro sistema per eliminare questo problema degli animali che fanno danni all'agricoltura. Assolutamente. Va bene, grazie. Certo. Ecco, no, c'era un altro aspetto invece che avrei voluto un attimo affrontare, che è l'aspetto economico. Sì. Come sempre, perché questi pesticidi hanno conosciuto negli ultimi anni un boom incredibile. le vendite sono triplicate in Francia, ad esempio tra il 2008 e il 2021 sono triplicate le vendite di questo tipo di prodotti, quindi è chiaro che il business è importante, enorme, no? sì. E questo è un aspetto chiaramente per cui anche le ditte produttrici si nascondono, tra virgolette, nascondono la responsabilità dietro questa mancanza di normative che come dire, censurino l'utilità. Esattamente. Ecco, invece per i consumatori, per i telespettatori, il biologico può essere una soluzione? Sì, guarda Tullio, sicuramente, anche perché il biologico, biodinamico, perché poi sai che vanno anche insieme, ci sono meno trattamenti chimici, quindi ok, e si cerca di fare la lotta integrata, quindi con microorganismi che sono ad esempio i microimenotteri, i quali vanno a oviteporre nelle uova dei parassiti patogeni, e quindi si lascia aperto un ciclo naturale. Naturalmente la natura ci pensa da sola. Peraltro l'agricoltore biologico non fa altro che favorire questo meccanismo naturale, introducendo nella sua azienda ad esempio questi microimenotteri. Oppure anche le coccinelle, che lo sappiamo tutti che sono dei predatori, dei parassiti patogeni, quindi, e poi anche i trattamenti proprio diciamo con delle lavorazioni agricole in determinati momenti, quindi le lavorazioni più la lotta biologica. Si cerca veramente di contrastare e di utilizzare meno la chimica. Quindi ecco, io sono favorevole, ovviamente ho fatto anche uno dei primi corsi a Veneto Agricoltura e si ricordano ancora di me perché facevo un sacco di fotografie e poi l'ho anche spinta anche a livello così di informazione, perché è giusto spingerla, non è più di nicchia ormai, perché per fortuna anche qui i numeri si vedono, anche in Italia, e abbiamo delle percentuali in aumento, quindi ecco, facciamola magari conoscere di più. So che anche la didattica si sta occupando di questo, la scuola favorisce magari la visita di un'azienda biologica piuttosto che, ecco. Certo, benissimo. Bene, grazie allora Marina Lecis per essere stata con noi, ricordiamo ai telespettatori, consulente ambientale e vicepresidente dell'ISLE, credo comunque del direttivo dei medici per l'ambiente. Grazie per essere stata con noi. Adesso andiamo in pubblicità, qualche minuto di quelli che Costanzo chiamava i consigli per gli acquisti, poi ci ritroviamo per parlare ancora, tra virgolette, di ambiente, perché parliamo del deposito deposito nazionale per le scorie e i residui radioattivi, e ne parliamo tra poco dopo la pubblicità.